Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo. Mentre a Milano scatta l'applauso, in Veneto l'annuncio di Salvini raggela buona parte della Lega. Scelta incomprensibile per l'assessore Giampaolo Botaccin, non è un valore aggiunto per il partito, gli ha fatto eco Federico Canera. Roberto Marcato, di fatto l'antivannacci del Carroccio, tenta una manovra di emergenza. È tutto evidente che se lui fosse il candidato in tutta Italia, allora serve una riflessione. Se è il candidato, uno dei tanti candidati, vabbè, insomma, non avrà la mia preferenza, ma ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni, insomma, anche con Bossi, insomma, c'erano candidati a volte suggestivi. Se dovesse essere il candidato di una circoscrizione, il capolista di una circoscrizione, beh, allora spero che non sia nel nord-est e chiedo al segretario regionale che capolista nel nord-est sia una donna, un uomo leghista veneto. Da parte sua il segretario Alberto Stefani non si scompone e al direttore Luigi Baccialli, in diretta Focus TG, conferma la linea salviniana. Credo che un partito che difende le libertà possa dare il diritto al generale Vannacci di poter esprimere le proprie idee, e soprattutto un partito come il nostro che si oppone al pensiero unico omologante e che quindi possa dare libertà di espressione, e poi saranno i cittadini a decidere. Mediana la posizione del vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, pure lui in corsa per Bruxelles, che preferisce rivolgersi allo stesso generale. Farà la sua corsa come tutti. Dispiace che non si sia tenuto conto del fattore territoriale, che per la Lega è sempre stato una nota importante, però gli auguro il meglio, di fare una corsa importante, sicuramente di non alzare troppo i toni, perché noi veneti non ne siamo abituati. Patria, tradizioni, famiglia, il motto già usato da Vannacci, nessun riferimento all'autonomia o ai territori, non un dettaglio se si considera che domenica a Sesto San Giovanni l'establishment di Forza Italia con Flavio Tosi in prima fila lancerà il progetto Forza Nord, preannunciato a Vittorio Veneto qualche settimana fa, non a caso nel giorno dello strappo ufficiale di Gian Antonio D'Arè dalla Lega.